Comunque non ha importanza. La faccenda non aveva seguito. No. Mi è dispiaciuto solo che stamattina il segretario mi ha mandato la citazione. Quando ho saputo chi eravate, Galletti, architetto, perito del tribunale. Perché voi siete perito del tribunale. Sì, sono perito, ma adesso non è importante. Non è importante, per voi forse. Avete bisogno di un perito per un affare personale, no? Sì, È una vera fortuna che vi trovate architetto. Dunque, ti spiego come stanno le cose. Dite. Io ho una casetta in campagna. Anche papà ha una casetta in campagna. Ha fatto venire un architetto dalla Bretagna. Di quella terra è davvero innamorato. Commissario, mi servirebbe un buon avvocato. Architetto, ma l'hanno asciutto che? Ma non lo so, stavo dentro a voi, commissario. Sì, Marine, mi servino anche di vostro padre. Ora, per cortesia, fate silenzio. Un po' dice, allora signor commissario, poi questo fatto adesso non è tanto importante. C'è un'altra cosa da risolvere. Voi li vedete questi signori? Sì. Li vedete? Signore? Ecco. Signora? Ecco, loro sono i nostri coniugi e ci accusano d'adulterio. Ora io adesso voglio che voi dite pubblicamente che non ci riconoscete. Ma caro perito, state tranquilli. Ah, Dal momento che siete una brava persona, Sì. no? Cosa vuole che importi alla polizia? no, guardate, ma a me della polizia non me ne importa, no, oddio, cioè non per voi, però io, guardate, pubblicamente dovete dire che a me e alla signora non ci riconoscete. Ma sentite, è da un'ora che non faccio altro. No, aspettate un momento, allora, voi dite che non ci riconoscete perché io avevo la faccia di nera, la signora aveva un velo, e dite che non ci riconoscete e che ci avete arrestato. Certo, dichiaro di non riconoscervi e di avervi arrestato. Che stanno bruciando i lì? Ma sento male. Ma no, è pure io. Ma sentite, almeno vi ricordate com'era fatto quando era alto? Ecco, Beh, era più, era meno grossa di voi, ma sarà sicuramente un effetto ottico, sapete, il mio ufficio è più grande di questa stanza e sicuramente riduce le proporzioni. Ricordo solo una cosa, la persona in questione aveva un vestito color prugno. Benissimo, io lo veo. non ci interessa. Sentite, anche di voi parla di casetta mia. Accettami, ne parliamo dopo, statemi a sentire. Avete arrestato altre persone, che Certo, ne so, certo. mica avete una lista, un elenco? Sì, ho un elenco. C'è un elenco, fatemi dire, allora, vediamo, allora, Mario Di Giacomo, non sono io, Adele Troisi non sono io, Carluccio Spinelli non sono io, signora Antonio Raspa con le figlie. Chi se lo conosca, che se lo possa fare? E dove sei? Dov'è questo avvocato? Un attimo solo. No, l'avvocato. Avvocato. Avvocato, venite fuori. Eccomi qua, che è successo? Avvocato, venite qua, dovete rispondere a qualche domanda che vi fa il commissario. A me, un'altra volta! Adesso. Don Andò, mi raccomando, dite la verità. Fate in modo da ricordare esattamente. Sì, signore! Voi questa notte. Un momento! No. Lo devo domandare io. Devi domandare, lui prego. Avvocato, da questa parte. Sì. Voi questa notte siete stato arrestato con le vostre figlie all'albergo del Silenzio. Disgraziatamente. E ditemi una cosa, tra gli arrestati riconoscete questa signora e il signore? Quest'uomo? Sì, Donna Rosa? donna Rosa. No! Avete visto? Appena andai su quell'albergo, delle persone che conosco vidi soltanto, e questo lo ricordo perfettamente. Chi? Chi vedeste? Chi? È proprio un cagaglia. Io la pioggia ti ringrazio, signora! Dunque, avvocato, chi vedeste? La signora! Quella signora! Va bene una cosa, aspettate. Quando piove, è vero, si attacca la lingua, non può parlare. Voi che state dicendo? Appena si passa il tempo non riesce più a parlare. Ma c'è un modo per saperlo lo stesso. Ah sì, e quale? Lo si fa scrivere. Bravo il commissario, aspettato, vediamo un po' dove sta un po' di carta. Ecco qua. Scusate signor avvocato, è un po' di pazienza. Sapete scrivere, non so. È avvocato. Posso distaccato? No, quello è bravo. Venite qua. Con calma, con la pazienza, scrivete quello che volete. Avvocato, scrivete. Va bene. Sangue da morte! Quel vecchio che mi vide sopra l'albergo! Mo mi nascondo! Chi è quell'uomo che si nasconde sotto al tavolo? E quello è mio nipote Celestino, e che ci fai qua sotto? Esci immediatamente, vieni. Che stai facendo? Zia, vedete... Un momento! Si è nascosto per non farsi vedere da me.
Ma è lui! È proprio lui che arrestai e che teneva la faccia nera! A me! A voi, a voi! Vi ho sorpreso all'albergo nel silenzio in compagnia di una donna! Oggi passato guai! Ora ho capito perché esattamente. stanotte sei tornato, hai detto che il collegio è chiuso. Ah, disgraziato, chi era quella donna? Chi era? Io ho capito. Era Luisella, perché Luisella l'ha accompagnata. E chi è questa Luisella? La cameriera mia è quella, si nasconde là dietro. Sì, è lei. è Sicuro, lei. la riconosco perfettamente dall'abito che indossa, è lei! Via, escimo proprio da casa mia. Allora, ma io... Fuori, ho detto subito. Chi te la città che ti cacciavano? Giovanotto, non fate più di questi scherzi! Non prendete più il nome dello zio! Ma signor Ma commissario... che commissario è commissario? Prima di essere commissario, vi ricordo di essere un padre di famiglia. E vi perdono. Ma io... Lascia su come sei fatto pure la poesia, vista così. Una volta che hai trovato un commissario che ha capito la situazione, giovanotte, non ne parliamo più. Eccola là! La devo capire, la boh, la devo capire. Buon viaggio, andate a Salerno, arrivederci. Tutto è risolto. no? Io me ne vado proprio! Arrivederci! Arrivederci. Possiamo dedicarvi un ultimo pensiero? Basta cavania. Il mattino all'oro in bocca, perciò non possiamo più restare. Saluti e baci su Sciamocca, che nel cuore vogliamo portare. Che nel cuore vogliamo portare, che nel cuore vogliamo portare. Andando, un consiglio. Sì. Vicino al collegio, buttatelo San Carlo. No, la lirica non mi piace. E allora un manicomio, andando, arrivederci. Arrivederci, sono è stato un felice. piacere. Ragazze, andiamo a Salerno! Andate a Salerno che è meglio. Signori, buongiorno a tutti! Arrivederci signor Fiaschetti. No, Cassetti, Cassetti. Ma che cassetti e fiaschetti! No, no, no. Commissario Alfonso Pinetti! È un ascolto, commissario. Importante. Tu sei fatto capace, mo. Sì, ho capito che sei una donna onesta e ti perdono. E tu mi vorrai più bene. Io da oggi in poi sarò un'altra femmina. Gigi! Io volevo dire una cosa. Celestino, tu da ora in poi, io li faccio entrare nel collegio e permessi per uscire, non te ne do più. No, Vieni. Don Felice, siamo salvi per un vero miracolo, perché il temporale non ha fatto parlare a donna addosso. Avete ragione, ma adesso che Donatore sia andato a Salerno, io volessi che fosse sempre bel tempo e che il pubblico ci applauda solo se veramente è rimasto. Venga. Canta Napoli, Napoli matrimoniale. Dopo i contetti colpiti di petti, caro Giovanni, mo che dicevo fa, se riflettevi e se bene contavi, tutti sti guai non ti va a passare, mo piagnetti di speri e hai voglia da luccare, che non c'è stato di volte e tu te li ha truccati, ti è piaciuto, vieni la cara cara, la buttassi sull'altare sotto un braccio insieme a te, mo ti vedo afflitto e stanco sul coraggio, e giù va, se il mellone è uscito bianco e mo cucchita vo pigliamo. Il matrimonio è come il mellone, può uscire bianco e può uscire anche rosso. Ma che sei matto, non dormi nel letto, nella poltrona tu dormi perché dice che a notte la sposa è più brutta, una cape morte per fare una te. La dote che ha portato nemmeno chiude sta, se l'hai pigliato tutto e niente sa fare. T'è piaciuta, vieni la cara cara, la portassi sull'altare sotto un braccio insieme a te. Mo ti vedo afflitto e stanco sul coraggio, e giù va, se il mellone è uscito bianco e mo tutti da voglia.
seconda serata, vogliamo ringraziare al mixer, luce e audio Nicola Salvo, grazie Nicola. L'allestimento scenico è stato realizzato da Giovanni Balzano, complimenti a lui. Fuori abbiamo anche una cassetta raccolta per Teleton, noi ci affianchiamo a questa iniziativa, parte del biglietto che abbiamo raccolto va chiaramente a Teleton, se volete lasciare qualche altra offerta chiaramente sono sempre benvolute. Ringraziamo voi per essere intervenuti stasera, siamo alla seconda serata, domani siamo ancora qui, domani in pomeridiana. Se chiaramente vi è piaciuto e avete amici qui che domani non sanno veramente cosa fare prima della partita del Napoli e vogliono venire, possiamo anche magari dirlo e dire ok, andiamo a vedere questa banda che ogni tanto si improvvisa e fa qualcosa di buono, no? Se vi è piaciuto però come sempre è nostra tradizione, ogni volta che abbiamo dei debuttanti dedicare l'ultimo applauso a loro, quindi vorrei Gigi, come ieri sera, Cristina, l'applauso a loro. A finire che poi pensano di essere degli attori, quindi non esageriamo in questi momenti. Se vi è piaciuto, come al solito, fate girar voce, se non vi è piaciuto, facite ma che cazzo. Bene?